Siamo così arrivati al quinto giorno di mostra e davanti al Palazzo del Cinema si susseguono le passerelle con i protagonisti di questa rassegna. L'altra sera al premio Oscar Gwyneth Paltrow è scesa dalla lancia blu e si è lasciata immortalare e riprendere dai numerosi fotografi assiepati sul red carpet. Intanto abbiamo visto 2 proiezioni di film in concorso. Il regista statunitense Steve McQueen ha presentato il suo lavoro Shame, protagonista Michael Fassbender, già visto quest'anno alla mostra nella parte di Jung in un altro lungometraggio. In Shame la macchina da presa scandaglia la vita di un trentenne, incapace di gestire la propria vita sessuale. L'arrivo della sorella fa perdere ancora di più il controllo al giovane Brandon. Un film sulle dipendenze e sull'eccesso di libertà, che può diventare una sorta di prigione. Il primo film italiano proiettato in concorso è Terraferma di Emanuele Crielese, con Beppe Fiorello, Donatella Finocchiaro e Mimmo Cuticchio, dedicato al tema dell'accoglienza e del respingimento dello straniero. Il film sviluppa una trama semplice, si svolge in un'isola siciliana, meta dello sbarco di africani, che dalle loro barche chiedono aiuto agli abitanti locali. Ci sono i pescatori e i poliziotti, con 2 visioni diverse fra loro che rappresentano i vari aspetti della società. Premiato intanto a Venezia con il Jaeger LeCoultre Glory to the Filmmaker, l'attore americano Al Pacino, che ha presentato anche il suo lungometraggio da regista Wild Salomè, un progetto personale che indaga sulla complessità dell'opera di Oscar Wilde. Una mostra dunque più viva che mai, con film interessanti e personalità del mondo dello spettacolo a farla da protagonisti.